Ha ricevuto la Croce al Merito della Repubblica Italiana per il suo gesto di grande generosità. A ricevere l'onorificenza Fabio Caramel, 27 anni, di Marcon, il giocatore dello Spinea Calcio che ad aprile scorso ha scelto di non giocare la partita di stagione contro la squadra capolista per andare a donare il midollo spinale ad una donna malata. L'ho fatto essenzialmente per un dovere mio, per una mia volontà di fare questo gesto. Fabio ha testimoniato in prima persona il valore e la responsabilità della scelta della donazione. Queste le parole di encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con Fabio che ricorda quanto sia semplice il gesto della donazione, considerata anche l'equipe medica che segue il percorso passo dopo passo. Sei seguito da un'equipe, da professionisti, quindi io ho dato la mia disponibilità e sono andato a fare questa donazione. Fabio non è nuovo ad atti di questo tipo, la sua sensibilità lo ha spinto infatti da tempo a fondare un'associazione a sostegno delle persone con disabilità. La nostra associazione si chiama Uguale, col simbolo del diverso, per far capire subito in che ambito operiamo. Noi operiamo nell'ambito della beneficenza, sosteniamo associazioni che operano con ragazzi disabili, facciamo eventi, manifestazioni per raccogliere fondi e aiutare queste realtà.